siamo con il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Fasoli. È stato sabato un'assemblea nazionale importante nella quale Bersani ha fatto un'analisi, a mio parere, del tutto condivisibile e delle proposte convincenti circa il futuro del nostro Paese. In estrema sintesi ha detto che la crisi durerà e dobbiamo attrezzarci ad avere una proposta politica chiara, che noi sosterremo lealmente Monti, ma ci proponiamo una politica anche diversa da quella fatta da questo governo, di cui noi siamo leali sostenitori ma non siamo in maggioranza e puntiamo quindi ad essere noi che governa il Paese. Ha indicato dei punti chiari che caratterizzano la proposta programmatica del PD e delle regole da rispettare per costruire un sistema di alleanze. Ha detto infine che il PD non accetterà una qualsiasi legge elettorale, ma che vuole che sia in condizione la legge di chiarire la sera stessa chi è che ha vinto le elezioni, di mettere i cittadini nella condizione di scegliere da chi farsi rappresentare. Infine ha chiarito che saranno le primarie sia per chi vorrà guidare l'alleanza, quindi anche più candidature interne al PD, sia per la definizione delle proposte di candidatura per il Parlamento quando ci saranno le elezioni, e questo lo discuteremo nella prima sessione subito dopo le vacanze estive e non appena sapremo della legge elettorale. Mi è apparsa una relazione chiara, convincente, coraggiosa, che peraltro ha ottenuto un solo voto contrario di 5 astenuti, e mi pare che sia una piattaforma seria sulla quale anche nella nostra regione si possano costruire delle alleanze per governare un Veneto che ormai è sempre più in balia della confusione che regna all'interno della Lega e tra la Lega e il PDL. Quindi noi possiamo su questa piattaforma, con le specificità della nostra regione, essere un partito capace di guadagnarsi sul campo il consenso necessario per costruire un'alternativa. Ecco, poi alla fine, diciamo, dell'assemblea c'è stata una cosa che è stata ripresa da tutti i media, un po' di confusione all'interno del Partito Democratico. Cosa ci puoi dire in merito a questa situazione? Questo, come sempre, i fatti che ci vedono divisi diventano gli unici fatti che interessano la stampa e fanno passare in secondo piano tutte le cose che dicevo prima. A me pareva che ci fossero le condizioni, avendo votato la relazione del segretario, per apprezzare il punto altissimo di mediazione che si era raggiunto all'interno del partito. Personalmente io molte delle posizioni contenute negli ordini del giorno le condivido, però personalmente ero soddisfatto delle conclusioni ed avrei sinceramente evitato di proporre un finale di questa natura che ha finito per offuscare la positività dell'Assemblea. Forse c'è stata anche qualche gestione sbagliata da parte della Presidenza, che poteva chiarire prima che, mettendo in votazione la relazione del segretario che conteneva tutta una serie di punti, come in tutte le assemblee democratiche del mondo, gli ordini del giorno sugli stessi temi non potevano essere accolti. Ma siccome questa cosa si sapeva da una settimana, forse si poteva gestire meglio. Così come da parte dei proponenti, io un ordine del giorno l'ho anche sottoscritto, poteva esserci un apprezzamento del fatto che le aperture del segretario erano tale da poter accontentare le pur legittime richieste di fare un passo in più. Avremo modo e tempo di discutere anche del passo in più che io personalmente penso si possa fare, però se la partita era prendere questo alto livello di mediazione e parlare a tutto il Paese, o rischiare di proporre un PD diviso su due temi, facendo ingolosire quanti vedono l'unica maniera per descriverci come un partito che invece di governare si divide, io francamente avrei preferito votare la relazione del segretario, come ho fatto, come tutti, ripeto, un voto contrario e 5 astenuti sull'Assemblea nazionale vuol dire l'unanimità, e anche sostenere un documento dei diritti che può certamente essere migliorato e perfezionato, ma è forse il più avanzato che esista tra quelli che scrivono in Italia i partiti di governo. Ecco, ringraziamo il consigliere regionale del Veneto Roberto Fasoli, grazie. Grazie a te. Siamo a Padova, siamo con Rosanna Filippin, che è segretaria regionale del Partito Democratico del Veneto. Cosa ci puoi dire su questo progetto di Veneto 2015, Rosanna? Io sono convinta che a partire dal 2013 si aprirà una stagione nuova nella nostra regione e come Partito Democratico del Veneto dobbiamo essere pronti. Per essere pronti dobbiamo preparare una nostra proposta di governo che deve essere chiara sulle cose fondamentali, deve essere chiara su che modello di sviluppo vogliamo, deve essere chiara su che politica industriale proponiamo, deve essere chiara sul modello di governo, ad esempio sulla riforma degli enti locali, sulla riforma della regione. Ci sono tante parole che possiamo usare per far capire ai cittadini veneti che un'alternativa a quello che è stato fino adesso il dominio leghista o berlusconiano c'è.
sono le parole chiave del federalismo, ma abbinato alla solidarietà, della solidarietà e dei servizi per i cittadini. Sono parole che significano miglioramento della pianificazione, sono parole che significano ambiente, sono parole che significano qualità della vita. Io credo che attraverso la costruzione del progetto Veneto 2015, e cominceremo già a settembre ad occuparcene, avremo la possibilità nelle prossime elezioni regionali di diventare i protagonisti. Un'altra cosa di cui sono convinta è che noi dobbiamo già prepararci con un percorso per la scelta del nostro candidato o candidata presidente. L'altra volta abbiamo fatto le cose troppo in fretta, siamo arrivati all'appuntamento elettorale che non eravamo abbastanza pronti. Questa volta non possiamo sbagliare, abbiamo dei meccanismi che sono anche consolidati, possono essere le primarie, possono essere anche altre forme, ma scegliere un progetto di governo, scegliere una persona che lo rappresenta, scegliere una squadra che lo accompagna, secondo me è fondamentale. E questo lo dobbiamo cominciare a fare già a partire dal prossimo autunno, anche perché le nostre proposte per la nostra regione possono diventare una parte importante del progetto di governo per l'intero paese e quindi per le elezioni regionali, per le elezioni politiche 2013 e poi naturalmente per le elezioni regionali 2015. E chiaramente in questo senso il Partito Democratico del Nord diventa fondamentale. Diventa fondamentale. Noi abbiamo fatto l'Assemblea del Nord, il Forum del Nord il 30 giugno, ma non perché pensiamo a idee strampalate di secessione democratica o cose di questo genere. Noi siamo convinti che il Nord ha bisogno di rimettersi in moto, perché se il Nord si rimette in moto l'intero paese. Noi abbiamo chiamato quel progetto per la ricostruzione nazionale, proprio perché pensiamo che se la politica cambia, se l'industria cambia, se cambiano gli enti locali qua nei nostri territori, nel Veneto, nella Lombardia, nel Piemonte, allora anche tutta l'Italia cambierà. E ragionare su questi temi, ragionare sul federalismo e sul ritorno quindi ad un'autentica riforma federale, ragionare sulla semplificazione amministrativa, ragionare sulla riforma della pubblica amministrazione senza fare i tagli lineari, ma dimagrendo la pubblica amministrazione laddove è fonte di spreco, serva a tutta l'Italia per rimettersi in moto. Rimettersi in moto per il Paese Italia significa che tutti i cittadini migliorano la propria condizione, non che qualcuno stia meglio e qualcuno stia peggio. Grazie. Grazie a te.